Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Tra le figure di donne che l'Antico Testamento ci presenta, risalta quella di una grande eroina del popolo, Giuditta. Il libro biblico che porta il suo nome narra l'imponente campagna militare del re Nabucodonosor, il quale regnando in Ninive allarga i confini dell'impero, sconfiggendo e asservendo tutti i popoli intorno. Il lettore capisce di trovarsi davanti a un grande, invincibile nemico che sta sterminando morte e distruzione e che arriva fino alla terra promessa, mettendo in pericolo la vita dei figli di Israele. L'esercito di Nabucodonosor, infatti, sotto la guida del generale Oloferne, pone l'assedio a una città della Giudea, Betulia, tagliando il rifornimento dell'acqua e fiaccando così la resistenza della popolazione. La situazione si fa drammatica, al punto che gli abitanti della città si rivolgono agli anziani chiedendo di arrendersi ai nemici. Le loro sono parole disperate: non c'è più nessuno che ci possa aiutare, perché Dio ci ha venduti nelle loro mani per essere abbattuti davanti a loro dalla sete e da terribili mali. Ma sono arrivati a dire questo: Dio ci ha venduti, e la disperazione era grande di quella gente. Ormai chiamateli e consegnate l'intera città al popolo di Oloferne e a tutto il suo esercito perché la saccheggino. La fine sembra ormai ineluttabile. La capacità di fidarsi di Dio si è esaurita. La capacità di fidarsi di Dio si è esaurita. E quante volte noi arriviamo a situazioni limite dove non sentiamo neppure la capacità di avere fiducia nel Signore. È una tentazione brutta, E paradossalmente sembra che per sfuggire alla morte non resti che consegnarsi nelle mani di chi uccide. Per loro sanno che questi soldati entreranno a saccheggiare la città, prendere le donne come schiave e poi uccidere tutti gli altri. E quello è proprio il limite. E davanti a tanta disperazione il capo del popolo tenta di proporre un appiglio di speranza: resistere ancora 5 giorni, aspettando l'intervento salvifico di Dio. Ma è una speranza debole, che gli fa concludere: e se proprio passeranno questi giorni e non ci arriverà alcun aiuto, farò come avete detto voi. Povero uomo, era senza uscita. 5 giorni vengono concessi a Dio, e qui è il peccato. 5 giorni vengono concessi a Dio per intervenire. 5 giorni di attesa, ma già con la prospettiva della fine. Concedono 5 giorni a Dio per salvarli, ma sanno, non hanno fiducia, attendono il peggio. In realtà nessuno tra il popolo è ancora capace di sperare. Erano disperati. È in tale situazione che compare sulla scena Giuditta.
vedova, donna di grande bellezza e saggezza, ella parla al popolo con il linguaggio della fede, coraggiosa, rimprovera in faccia il popolo. Voi volete mettere alla prova il Signore Onnipotente? Non, fratelli, non provocate l'ira del Signore nostro Dio. Se non vorrà aiutarci in questi 5 giorni, Egli ha pieno potere di difenderci nei giorni che vuole o anche di farci distruggere dai nostri nemici. Perciò attendiamo fiduciosi la salvezza che viene da Lui. Supplichiamolo che venga in nostro aiuto e ascolterà il nostro grido, se a Lui piacerà. È il linguaggio della speranza. Bussiamo alla porta del cuore di Dio. Lui è Padre, Lui può salvarci. E questa donna vedova rischia anche fare la brutta figura davanti agli altri, ma è coraggiosa, va avanti. Questo è cosa mia, è un'opinione mia. Le donne sono più coraggiose degli uomini. E con la forza di un profeta, Giuditta richiama gli uomini del suo popolo per riportarli alla fiducia in Dio. Con lo sguardo di un profeta ella vede al di là dello stretto orizzonte proposto dai capi e che la paura rende ancora più limitato. Dio agirà, di certo, ella afferma, mentre la proposta dei 5 giorni di attesa è un modo per tentarlo e per sottrarsi alla sua volontà. Il Signore è Dio di salvezza e lei ci crede. Qualunque forma essa prenda, è salvezza liberare dai nemici e far vivere, ma nei suoi piani impenetrabili può essere salvezza anche consegnare la morte. Donna di fede, lei lo sa. Poi conosciamo la fine, come è finita la storia. Dio salva. Cari fratelli e sorelle, non mettiamo mai condizioni a Dio e lasciamo invece che la speranza vinca i nostri timori. Fidarsi di Dio vuol dire entrare nei Suoi disegni senza nulla pretendere, anche accettando che la Sua salvezza e il Suo aiuto giungano a noi in modo diverso dalle nostre aspettative. Noi chiediamo al Signore vita, salute, affetti, felicità, ed è giusto farlo, ma nella consapevolezza che Dio sa trarre vita anche dalla morte, che si può sperimentare la pace anche nella malattia e che ci può essere serenità anche nella solitudine e beatitudine anche nel pianto. Non siamo noi che possiamo insegnare a Dio quello che deve fare, ciò di cui noi abbiamo bisogno. Lui lo sa meglio di noi e dobbiamo fidarci, perché le sue vie e i suoi pensieri sono diversi dai nostri. Il cammino che Giuditta ci indica è quello della fiducia, dell'attesa, della pace, della preghiera, dell'obbedienza. È il cammino della speranza, senza facili rassegnazioni, facendo tutto quanto è nelle nostre possibilità, ma sempre rimanendo nel solco della volontà del Signore.
perché Giuditta, lo sappiamo, ha pregato tanto, ha parlato al popolo tanto, e poi coraggiosa se n'è andata, ha cercato il modo di avvicinarsi al capo dell'esercito, è riuscita a tagliargli il capo, a sgozzarlo. È coraggiosa nella fede e nelle opere. E il Signore cerca sempre. Giuditta di fatto ha un suo piano, lo attua con successo e porta il popolo alla vittoria, ma sempre nell'atteggiamento di fede di chi tutto accetta dalla mano di Dio, sicura dalla sua bontà. Così una donna piena di fede e di coraggio ridà forza al suo popolo in pericolo mortale e lo conduce sulle vie della speranza, indicandole anche a noi. E noi, se facciamo un po' di memoria, quante volte abbiamo sentito parole sagge, consigli coraggiosi da persone umili, da donne umili, che uno pensa che senza disprezzarle, ma pensa che fossero ignoranti, ma sono parole della saggezza di Dio. Le parole delle nonne, quante volte le nonne sanno dire la parola giusta, la parola di speranza, perché hanno l'esperienza della vita, hanno sofferto tanto, si sono fidati a Dio e il Signore gli dà questo dono di darci il consiglio di speranza. E andando per quelle vie sarà gioia e luce pasquale affidarsi al Signore con le parole di Gesù. Padre, se vuoi, se tu vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia volontà, ma la tua volontà. E questa è la preghiera della saggezza, della fiducia e della speranza. Grazie.